Benvenuti a questo pomeriggio celebrativo della lingua siciliana. Salutiamo anche chi ci sta vedendo in diretta streaming, quindi anche da altre parti di Sicilia, d'Italia, ma anche so che ci sono persone che ci seguono dall'estero, in particolare dagli Stati Uniti. Iniziamo questo pomeriggio con i dovuti ringraziamenti. Ringraziamo il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, il deputato Tancredi, quest'ultimo per aver seguito l'iter burocratico della nostra richiesta per questa sala e il primo per aver ritenuto l'evento degno di essere ospitato in sì prestigiosa sede. Tra l'altro questa sede l'abbiamo scelta non solo per il suo prestigio ma per il suo forte legame con la lingua siciliana. In effetti possiamo dire che, almeno simbolicamente, questo è il luogo dove è nata la lingua siciliana, almeno nella sua versione alta, scritta, letteraria. Intorno al 1230, oggi si tende a dire anche qualche anno prima, è sorta presso la corte di Federico II la scuola poetica, che è stato il primo esempio di uso aulico alto di un volgare in quello che oggi è il territorio dello Stato italiano. Bisogna anche doverosamente ringraziare tutti gli aderenti all'Accademia della Lingua Siciliana che hanno reso possibile questo evento. Quando dico tutti, voglio dire veramente tutti, anche quelli che non hanno potuto dare nessun contributo, non sono potuti neppure venire, perché solo col loro aderire hanno fatto sì che questo organismo iniziasse a prendere corpo, diventasse sempre più importante. Ad oggi gli aderenti sono più di 150 e approfitto brevemente, perché non vorrei togliere spazio ai relatori, per dire qualcosa sull'Accademia. L'Accademia sorge nel febbraio dell'anno scorso con una riunione a Caltanissetta e sorge per un motivo. Ecco, siamo stati spinti da un fatto nuovo. Abbiamo visto che la lingua siciliana inizia ad essere usata anche nella sua versione scritta, non solo parlata. Questo grazie soprattutto ai social media che hanno cambiato un po' il nostro modo di comunicare. Noi prima, quando parlavamo in famiglia certamente, spesso con gli amici o con altre persone, ogni tanto ci scappava la frase in siciliano o parlavamo addirittura in siciliano. Siccome oggi la comunicazione di questo tipo, con amici, eccetera, diventa anche virtuale, e allora accade che ci scappa la frase scritta in siciliano. C'è una diapositiva che mostra proprio questo fenomeno per alcune lingue minori. Vedete come è molto usato lo scritto, anche in sardo per esempio, nei social media, e però purtroppo molti non sono abituati a scrivere, addirittura non hanno quasi mai letto in siciliano, quindi si vede di tutto. Allora un gruppo di persone ha deciso di fare qualcosa per evitare questa deriva incolta della lingua siciliana. Questa è stata, diciamo, la scintilla iniziale per cui abbiamo iniziato ad aggregarci per fondare un organismo del genere, per dare un aiuto a chi si accingesse a scrivere in siciliano, non soltanto informalmente nei media, nei social media, ma anche in tante altre occasioni dove il siciliano scritto sta oggi per ritornare ad essere usato, come per esempio nelle insegne dei negozi. Molti negozi ultimamente scelgono un nome in siciliano. Oppure, questa non è una novità per chi si accinge a scrivere poesie. Grazie a Dio la nostra tradizione in questo settore della letteratura è molto corposa e mai interrotta da quel 1230.
Noi abbiamo prodotto già un documento con 6 consigli, ovviamente non si vede, ma potete andare nella nostra pagina Facebook dove lo trovate assieme al manifesto fondativo. Detto ciò, direi che è doveroso ricordare oggi una persona che ha dato un grosso impulso a questa accademia nella parte iniziale, presente alla riunione di Caltanissetta dell'anno scorso, una persona che molti di voi sicuramente conoscono, è stato anche burocrate, li chiamano così, della Wikipedia in lingua siciliana. Non sto qui a dire tutto quello che ha fatto per la lingua siciliana e non solo. Mi riferisco a Santo Trovato. Ecco, Santo, che ci ha lasciato l'anno scorso, idealmente sicuramente oggi è qui con noi. Gli avrebbe fatto molto piacere vedere e assistere e collaborare e aiutare all'organizzazione di questo pomeriggio. Detto ciò, prima di passare agli interventi, io volevo brevemente presentare il logo dell'Accademia. Idealmente scopriremo quel telone, dico idealmente perché ormai lo abbiamo conosciuto, non ce l'abbiamo fatta a tenerlo segreto. Appena il logo ha vinto il concorso lo abbiamo subito messo nella nostra pagina Facebook e usato per la locandina di questo evento. Però siccome questo è il primo evento pubblico in cui noi abbiamo il logo, volevamo ufficialmente presentarlo anche alla stampa e a chi non lo conoscesse. Questo logo è frutto di un concorso a cui hanno partecipato ben 23 concorrenti con altrettanti loghi. Dopo delle votazioni plurime a scremare, alla fine si è arrivati alla finalissima e gli aderenti all'Accademia hanno votato, hanno scelto questo logo che ora vi faremo vedere. A tal proposito invito Lorenzo Mercurio, che è l'autore del logo, a venire un attimo qui. Grazie Lorenzo. Lorenzo, devo fare il giro perché lì era. E allora, io vorrei che dopo aver tolto il telone, Lorenzo in un minuto, se ce la fa, ci raccontasse come è nata questa idea, perché ha scelto di proporci questo logo che è risultato poi vincente, che aiuti a togliere il... Sì. Okay. Bravo. Molto banalmente, insomma, ho preso spunto da un sigillo medievale, in qualche modo, che riproponesse le aquile federiciane e lo stemma del Casato d'Aragona di Sicilia. Credo non ci sia altro da dire. Ho assemblato queste 3 simbologie in un unico logo, naturalmente in vettoriale, che possa essere usato in qualsiasi contesto. Grazie a tutti, grazie per chi mi ha votato, insomma, su Facebook. Meno di un minuto, ogni tanto già grazie. Perfetto. E allora, adesso vorrei invitare il poeta Euranio La Spisa, che prima dell'intervento del professore Gerbino, come da programma, ci reciterà una sua poesia in lingua siciliana, naturalmente dedicata alla lingua siciliana. Grazie Euranio. Devi prestare il... esatto. Il bottone per la centrale, davanti, in basso, a destra. Ma perfetto. La lingua siciliana, potenza della lingua siciliana, di musica, del ritmo, d'armonia, balsamo con ogni cuore tocca e sana, l'antica madre, sì, della poesia.
della corte in Palermo fu adottata, a tutti e letterate conosciuta, per nobile e regnante la parlata, e di levate verse fu sprevuta. E ora, lingua mia se tanto offesa, c'è una dia perfino via unta, scordata, abbandonata e velepisa, per deste la corona e la sombrunta. Poeti, tutti, gente di coscienza, che avete la cultura dell'Omera, facete l'uscio con la vostra scienza, redateci l'onore e la bandiera. Grazie Euranio per questa bellissima poesia. Adesso diamo il via agli interventi, ai 3 interventi che ci saranno nel corso di questo pomeriggio. Iniziamo con il professore Giuseppe Gerbino, che è qui alla mia sinistra, alla vostra destra. Giuseppe è un poeta. Io avevo dato come tema per il suo intervento, avevamo scelto assieme perché poetare in lingua siciliana. Siccome so che è un eclettico, è un artista e sarebbe andato in ogni caso fuori tema, allora io ho detto già, Giuseppe parla di chi tu chi tu, non mi interessa, basta che parli della lingua siciliana. Giuseppe, a te la parola. Grazie Alfonso, buonasera a tutti. Non so se ringraziarti per questa presentazione o meno, però perché poetare in lingua siciliana, in dialetto, ahimè, purtroppo fin quando non ci sarà l'ufficializzazione di dialetto si potrà parlare. È una domanda che mi fanno spesso e sinceramente mi scoccia, scusatemi il termine, perché come se parlare in dialetto fosse vergogna, cosa brutta. Gli ignoranti parlano in dialetto. Per carità, l'italiano è la nostra lingua ufficiale, importantissima, anche noi qui stiamo usando quella. Io sto facendo uno sforzo immane perché devo pensare in dialetto e tradurlo in italiano simultaneamente, quindi immaginate lo sforzo che sto facendo. Comunque, tornando al tema, perché poetare in dialetto? In realtà potrei esaurire questo intervento in 4 parole, che non vi dirò ora, vi dirò più avanti. Perché parlare in dialetto? Perché innanzitutto io sono siciliano, perché quella italiana è la prima lingua straniera che ho imparato a scuola, perché attorno a me tutto parlava in dialetto, quindi non avrei potuto fare altro. Perché parlare in dialetto? Anche per rispetto nei confronti della poesia stessa, perché c'è un luogo comune, che il dialetto sia appropriato a un tipo di poesia comica, quella che fa ridere alla barzelletta. Bene, a parte qui molti poeti, amici che conosco da tempo, Euranio ne è stata una dimostrazione, più avanti ci saranno altri interventi, se non sbaglio, poetici, capirete che in realtà con la poesia, con la lingua siciliana, il dialetto siciliano non si possono esprimere solo temi frivoli, leggeri, comici, ma si può fare anche altra poesia, anche perché se di poesia si tratta non possiamo relegarla a una lingua, a una forma, se è poesia e se si è poeti, questa scaturisce a prescindere. Quindi dire che in dialetto si compone solo poesia, chiamiamola leggera, mi scoccia un pochettino. Perché parlare, scrivere in dialetto? Dicevo, anzi, voglio parlare l'altra volta, qualche tempo fa, ho letto un'intervista di un giornalista che ha intervistato diversi poeti dialettali italiani che scrivono in dialetto, tra questi anche addirittura Franco Loi, che comunque la critica dice che sia uno dei maggiori rappresentanti fra i poeti dialettali nazionali. Ebbene, io da quell'intervista sinceramente sono rimasto deluso, quasi di tutti i poeti famosi, Franco Loi, Raffaello Baldelli e qualcun altro, non ricordo il nome, perché mi aspettavo appunto che rispondessero con quelle famose 4 parole che vi dirò dopo. E invece no, addirittura Loi diceva di essere stato incantato da Loi, se non sbaglio, la mamma è parmigiana, il padre è sardo. Lui si è trovato in giovane età a Milano e sentendo parlare il popolo nei mercati è rimasto affascinato dal dialetto milanese e ha iniziato a scrivere in dialetto.
Va bene, ok, ci sta. Un altro diceva che gli piaceva scrivere il dialetto perché il dialetto secondo lui aveva una musicalità particolare. Un altro ancora addirittura solo per pura protesta nei confronti della lingua italiana. Ma nessuno dava quella famosa risposta che io mi sarei aspettato, o che mi aspettavo. Dapprima ci sono rimasto male, poi ho capito perché. In realtà, vero che erano poeti dialettali, ma erano italiani. Erano poeti italiani, ognuno, chi friulano, chi lombardo, chi veneto, che scrivevano in un dialetto diverso. Anch'io sono un poeta dialettale, ma qual è la differenza? Che io sono siciliano. Quando io scrivo in dialetto non sto rappresentando soltanto la mia lingua, sto rappresentando la mia identità. Ed è qualcosa che credo che solo noi possiamo avere. Quali erano quelle 4 parole con cui avrei potuto esaurire l'intervento? Perché scrivi in siciliano? Perché penso in siciliano. Io penso in quella lingua, quindi quando vado ad esprimere ciò che ho dentro per esternare i miei sentimenti, non sarei mai capace di farlo, anche se amo, attenzione, la lingua italiana, l'amo, la lingua ufficiale, ma io spiritosamente definisco la lingua italiana mia moglie, mentre quella siciliana la mia amante, perché è con lei che io ho un rapporto più particolare. Quindi, ripeto, pensando in siciliano, per forza la mia poesia deve uscire fuori in dialetto. Qual è la differenza fra lingua e dialetto? Lingua ufficiale in questo caso. La lingua ufficiale è quella usata da un paese intero, da una nazione, documenti, nelle scuole, eccetera, eccetera. Al dialetto invece si dà un'accezione più di lingua minoritaria, ma in realtà non è così. In realtà il dialetto vero è che è parlato in un'area più circoscritta, quale può essere una regione, una provincia, un paese, addirittura all'interno di un quartiere, tra un quartiere e l'altro, possono esserci piccole variazioni all'interno dello stesso dialetto. Ma questo non vuol dire che il dialetto sia meno ricco di storia, o sia meno importante. Quindi quando mi fanno una domanda, ma perché scrivi in dialetto? Quasi con disprezzo, quasi come se la poesia dialettale o la lingua siciliana, proprio veramente, anzi addirittura qualcuno mi dice, ma perché non scrivi in italiano? Cioè neanche vuole considerare il dialetto siciliano. E questa cosa mi infastidisce parecchio. Anche perché ho notato ultimamente che c'è una frattura, oserei dire una voragine, nel dialogo tra gli anziani, che sono i detentori della nostra storia, delle nostre radici, delle nostre tradizioni, della nostra cultura, e i giovani. Se non c'è questo scambio, i giovani non sapranno niente della nostra storia, non conosceranno niente del nostro passato, di conseguenza non capiranno nulla del nostro presente e non potranno costruire un futuro. Quindi questo secondo me è un altro motivo per cui bisogna... Io per primo, per esempio, tornando al discorso del nucleo familiare, litigo continuamente con mia moglie. Ho 2 figli maschi, uno di 12 e uno di 4, e sto cercando di insegnare loro entrambe le lingue. Anche perché se voi chiedete a qualsiasi linguista al mondo, vi dice che comunque è un arricchimento, contrariamente a quanto si pensava fino a un paio di generazioni fa. Io ricordo mio padre, se si esprimeva in dialetto a scuola, lo mettevano dietro la lavagna in ginocchio sui ceci. Penso che questa sia qualcosa veramente, cioè è abominevole questa cosa. Vedete, noi abbiamo subito, secondo me, proprio un vero e proprio genocidio. La Sicilia ha subito un genocidio, laddove per genocidio non si intende una strage di persone, no, noi abbiamo subito un genocidio culturale. Ci hanno derubato della nostra cultura, facendoci credere che è poca cosa, facendoci vergognare delle nostre origini. Io lo trovo, non so trovare il termine, forse se mi dovessi esprimere in dialetto il termine mi verrebbe, in italiano non riesco a trovarlo, scusatemi, l'ignoranza. Quindi niente, gradirei ora chiudere qui, perché appunto non volevo fare un intervento tecnico oggi,
perché proprio ci tengo a dire eu sogno siciliano. Spero che tutti, a cominciare dai presenti in sala, iniziassero a capire che comunque la Sicilia non è quel triangolo in fondo allo stivale, è una delle terre più antiche, con una storia che ha appena 25 secoli di storia, non sono bruscolini. Quindi che i siciliani iniziassero a capire che antenati abbiamo, qual è la nostra storia, la nostra cultura. Non vergogniamocene affatto. Ora io vorrei ampliare, anzi finire questo intervento con un paio di poesie, una che riguarda proprio il dialetto e un'altra un pochettino più, diciamo, un tema più attuale, per dire che comunque con la lingua siciliana non si può poetare solo per le cose comiche, ma anche per le cose serie, un tema attuale come quello dell'immigrazione, per esempio. Però prima che voglio dire quella che è un po' quello che ho detto io, però in versi. Ma perché quando parlo un dialetto sono visto come un ignorante, come un uomo di scarso intelletto che rovescia parole irritanti? E lo trovo vero perfetto, e lo disse Panzina Lodante. Lo toscano tanto era dialetto, è la nostra, una lingua importante. Dello nostro dialetto mi vanto, sale di uomo, più ricco e brillante. E lo parlo, non mi voglio, non mi scanto. Perché è pieno di storia importante, non è rozzo, è per vero un incanto, con cigrire lo vero ignorante. E ora quella poesia che tratta un tema, una poesia alla quale sono molto affezionato, devo essere sincero, che è un po' una provocazione, è un migrante a parlare. Io lo domando scusa, se provenne a dare un bacio nella vostra terra, perché nella mia c'è sempre guerra, c'è fame, carestia. La vita scende allo livello dell'armale e sta da colpa come vedete a te. E se ti stai attaccato alle somenne, Ida non ti protegge, ti sotterra. E io vi domando scusa, se quando vi prende una mano, cerca dell'amore, vi impressionate per lo suo colore, credendo che può fare solo un danno, prevandomi di anticchia di calore che alleggerisse un po' questo mio affanno, questa sofferenza. A danno perché mi sento un uomo senza amore. Io vi domando scusa, se staria con l'ultima speranza e ci provavo, se nata notte scura mi marcava, da notte scura come la mia. Io vi domando scusa, se pensavi di avere una traccianza, lascia mia. Pensava che questa terra mi volia. Io vi domando scusa sul mangiare. Grazie. Grazie a Giuseppe Gerbino, che è stato politicamente corretto nell'uso dei termini lingua e dialetto. Invito la poetessa Rita Elia a salire nella postazione, ci leggerà una poesia, se non ricordo male è una poesia anche questa politicamente corretta, quindi si unisce perfettamente al discorso di Giuseppe. Io non amo molto chiamare il siciliano dialetto, perché in genere fuori dall'Italia questo tipo di idioma viene chiamato lingua regionale, però in Italia c'è questa abitudine che porta a volte a far confusione nella mente delle persone, perché molti pensano che il siciliano sia una corruzione della lingua ufficiale dell'italiano, cosa che ovviamente sappiamo che non è. Ma diamo subito il microfono alla poetessa Rita Elia. Allora, intanto io sono felicissima che finalmente si sia realizzato il sogno di Fonso Genti. Ti ricordi 9 anni fa la prima riunione nella nostra sede associativa a Termini Imerese, dove si parlava di costituire un qualcosa che raggruppasse persone che amano la loro lingua, la loro cultura, persone che sono orgogliose di essere siciliane.
Ho fatto incontri nelle scuole e chiedere ai bambini, ma voi a casa, qualcuno di voi parla in siciliano? E sentirmi rispondere no, mia madre non vuole perché dice che è volgarità. Ho detto la volgarità non è quella che esce dalla bocca e dimostra amore nel parlare. La volgarità è quella che dimostra cattiveria. Volgarità è insita nell'animo umano, quella è volgarità. Non la lingua con cui si parla, ma ciò che esce dal cuore. La lingua siciliana. Parole appennuleati, lassati, stennuti, to filo da memoria, di padroni antichi da Sicilia, paroli appennuliati, sbattuliati, spirduti e sciazzati in vento italiano. Parole che hanno fatto la nostra lingua, azzizzata di saraceni, cusuta con la saccuraffa di greci, con la ughiola di costurera francesi e sarciuta di spagnoli. Tuvaglia cusuta con scampoli di tante colura la nostra lingua. Pure i tedeschi si mangiarono la stella, rassandoci i muggiti della sua parlata. Tavola apparecchiata la nostra terra, unni tanti ci hanno mangiato, l'hanno arrubbato, l'hanno allordato, l'hanno infangato. Ora, signorio, a poter guardare, di lemme, onde si impastava farina, di bombole, onde l'acqua si teneva sempre fresca. Non si sarciano più i guasetti, non si mette più l'abbacio sopra la buffetta, non si attorra più il caffè, non si usa più lo cantaro, non si dice più coscienza benedica, non si chiama più alle cristiani grandi di Ossia. Ora siamo tutti moderni, li chiamiamo tutti di tu. Questa è parola che nella storia americana. Ora le piccirille, quando parlano in siciliano, si ci dice parla bene, parla in italiano. Però la vastasaria aumentò, pur un rispetto di una volta si perdiò. La parola mafia non s'ha perduto. Questa è parola che non s'ha potuto sfardare. Questa è parola che andavamo a affrontare a montuare. Questa è la parola che i nostri figli ci avevamo a fare scordare. Questa è la parola che sapesse a perdere il nostro frasario. Questa è la parola che non sapesse esistere più, ma anche un vocabolario. Grazie Rita. Bene, adesso passiamo all'intervento del professore Campisi. Il professore Alfonso Campisi è docente di filologia romanza e italiana e romanza all'Università dell'Amanuba di Tunisi. Il professore, l'anno scorso, possiamo dirlo, no? L'anno scorso mi sembra, ha istituito presso questa università tunisina una cattedra di lingua e cultura siciliana. E questo è una cosa molto bella. Esistono soltanto 2 cattedre di lingua e cultura siciliana al mondo. A parte questa istituita dal professore Campisi, ce n'è un'altra negli Stati Uniti, se non erro, nell'Università della Pennsylvania. Prima però di dare la parola al professore Campisi, che interverrà su sicilianità e lingua siciliana in Tunisia tra passato e presente, volevo dare comando alla regia per la proiezione di un brevissimo video di 4 minuti molto interessante che ci ha fornito il professore. Non arriva l'immagine. Abbiamo un tecnico in sala? No, proviamo con il cavo perché fino ad ora è arrivato tutto. Ecco, vediamo se riusciamo a risolvere. Intanto devo dirvi una cosa.
perdonatemi se un po' lo dico con orgoglio, tutti i relatori di questo pomeriggio e anche i poeti che hanno declamato e che declameranno le poesie sono tutti aderenti all'Accademia Siciliana. È stato veramente inaspettato per noi dell'Accademia vedere questa presenza oggi di tanta gente. Io vi ringrazio della vostra presenza, non lo pensavamo perché in un giorno festivo chiaramente non ci immaginavamo questa grande partecipazione. Io credo che molto sia dovuto, a parte ai nomi dei relatori e agli argomenti di cui abbiamo trattato e di cui tratteremo, penso che molto sia dovuto proprio alla lingua siciliana. Molte persone mi hanno scritto, ci hanno detto finalmente si fa qualcosa per la lingua siciliana. Quindi un avvenimento atteso perché non molto purtroppo comune. Poche volte si celebra questa nostra lingua. Vediamo se i tecnici sono riusciti a risolvere il problema. Ci dicono di no, peccato, perché veramente era un video interessante e carino. Cominciamo. Va bene, io direi di dare la parola al professore e se dalla regia poi risolvono il problema ce lo fanno sapere e vedremo il video successivamente. Professore, a lei la parola. Ecco, grazie a tutti, la ringrazio il professor Alfonso Genchi, allora ho scritto anche i nomi per non dimenticare, e tutti coloro che hanno organizzato questo grande evento. Ringrazio anche l'amico ambasciatore di Tunisia che non è presente, che è rimasto a Roma, Sua Eccellenza Moaz Sinawi, e il console invece di Tunisia che è venuto, Jalel Belkes, merci Monsieur le Consul. Dunque, possiamo vederli? Allora, perfetto, dopo i ringraziamenti. E allora procediamo con la visione. Che fa allarme? Eccoci. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Tunisi e la Tunisia da sempre per i siciliani erano più vicini dell'Italia. E poi, a guardar bene, con pochi volti, sino a qualche decennio fa, da una parte e dall'altra della riva del Mediterraneo, rimandavano a comuni pezzi di vita, mestieri simili, bisogni quasi uguali. Ci fu un tempo nel quale le barche cariche di migranti facevano il percorso inverso a quello dei nostri giorni. Partivano da Palermo, Trapani, Napoli, la destinazione era Tunisi. Il tratto di mare dalla Sicilia alla Tunisia, si sa, è sempre stato breve, ora in direzione sud, ora in direzione nord, a seconda della fortuna che si andava a cercare, ora di qua, ora di là. Dalla fine del 1800 sino al 1960 vi fu un quartiere a pochi passi dal centro di Tunisi chiamato Piccola Sicilia, seppure il vero nome è sempre stato La Boulette. Ad un certo momento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, furono oltre 20.000 residenti con nomi italiani. Oggi di quel mondo non è rimasto più nulla. Erano artigiani, piccoli commercianti, ma anche abili imprenditori. Di quelle storie non è rimasto granché. Lento ed inesorabile, l'oblio cancella anno dopo anno tracce, racconti, volti e memorie. La Goletta erano tutte dei siciliani, della piccola Sicilia. Allora, venivano a vedere questo cinema e lavoravano pescatori e c'erano almeno 5.000 persone, famiglie, erano molti, tutti lavoravano e si divertivano e ivano al cinema, ivano a pescare, ivano a tutti i posti. Tutta gente antica. Quando ero giovane facevo il carrozziere, ho lavorato 30 anni carrozziere, 5 anni che sono qua. Ma prima
avveneva sempre alla Coletta. Hanno cambiato le negozi dei ristoranti, di cose così, c'erano piccoli negozi, dei ristoranti, adesso sono hotel, tutto questo, e questo è il cambiato. Ma la vita è sempre quella. Le strade della piccola Sicilia mostrano il vecchio cinema, oggi stazione di polizia. Lungo le strade ampie, inconfondibili, la grande sinagoga, ove un tempo di sabato le non poche famiglie ebraiche si riunivano per lo Shabbat. Da un balcone capita di scorgere un anziano che pare uscito da una canzone del musicista Franco Battiato. Quasi qua erano tutti qua, italiani. E noi avevamo a mangiare macaroni. Anche corso, a passare l'estate qua. E questo era la Goletta, tutta una famiglia, tunisini, arabi del coso, e allora si è di tutto. Esiste in verità un progetto di recupero della Goletta, piccola Sicilia, progetto cui concorrono università italiane e autorità tunisine. Ma le storie dei pochi che parlano ancora un italiano arcaico e regionalizzato sono le storie delle cose che tendono a trasformarsi in ricordo. Del cinghiale bianco, spero che ritorni presto là, del cinghiale bianco. Campisi, al quale chiedo magari in un momento del tuo intervento di parlarci anche di questa cattedra, non è prevista nel tema, ma... Sì, ne parleremo, grazie. In pochi minuti. Allora, già dal video forse si può capire perché il siciliano e perché la lingua siciliana a Tunisi. È vero che 2 anni fa esattamente, anzi 4 anni fa, avevo chiesto alle autorità italiane presenti in Tunisia, quindi l'ambasciata d'Italia e poi l'assessorato all'identità, se non sbaglio, scusate, non ricordo esattamente, avevamo chiesto l'apertura di questa cattedra per diversi motivi, per motivi culturali, motivi che vi spiegherò. Non abbiamo avuto nessuna risposta. 2 anni un continuo da parte solo dalla riva sud, cioè noi continuavamo a scrivere, continuavamo a sollecitare, ma ripeto, nessuna risposta ci è pervenuta. Allora ho chiesto al mio ministero, dato che lavoro al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica tunisino, ho chiesto l'apertura di questa cattedra. Ho fatto la richiesta e devo dire che in giro forse di 5 mesi abbiamo avuto l'apertura della cattedra universitaria. Prima cattedra al mondo, perché in realtà la cattedra di Filadelfia è una cattedra che esiste prima di quella in Tunisia, però è una cattedra per corrispondenza, insegnamento per corrispondenza, quindi non è una cattedra vera e propria, cioè inserita in un piano di studi universitario. La nostra inserita nel piano di studi universitario è la cattedra Sicilia per il dialogo di culture e civiltà, quindi non ha solo lo scopo di insegnare la lingua e la cultura e la letteratura, perché abbiamo 3 corsi e la letteratura siciliana, ma ha soprattutto lo scopo da fare da ponte tra la Sicilia e la Tunisia, cioè fare da ponte tra le 2 rive del Mediterraneo. E ovviamente un lavoro è qualcosa cui lavoro da tanti anni, da più di 20 anni, e questo però credo che sia forse uno dei punti importanti, quantomeno raggiunti nel corso di questi anni di lavoro.
Perché quindi il siciliano in Tunisia? Giustamente il collega mi chiedeva, ma ormai di siciliani quanti siete rimasti? Siamo rimasti in pochi, cioè dobbiamo ricordare che adesso siamo circa 5.000 iscritti all'AIRE dei siciliani, di cui 2-3.000 della vecchia colonia siciliana, e poi però abbiamo, rispetto ovviamente al passato, che erano più di 200.000 italiani presenti in Tunisia, 200.000 italiani che per l'80% erano siciliani. Ecco perché il motivo di questo mio ultimo libro, che è stato proprio volutamente dedicato alla Sicilia, è dedicato ai siciliani di Tunisia, perché altri studi erano stati fatti, altri libri erano stati pubblicati sugli italiani di Tunisia. Però mi sono chiesto, ma gli italiani in Tunisia l'80% erano siciliani e non abbiamo nessun documento, nessuna pubblicazione che parli proprio dei siciliani di Tunisia. E così è nato questo libro, anche come vi dicevo, che ho scritto sull'emigrazione siciliana in Tunisia tra il XIX e il XX secolo. E perché i siciliani? I siciliani perché ho voluto dare un po' la parola a quello che chiamo il popolo muto. Popolo muto perché ai siciliani non è stato mai, prima sotto i francesi, poi anche tra italiani stessi, perché questa colonia italiana era fratturata, avevamo quel 20% di italiani intellettuali che erano provenienti da Livorno, dalla Toscana, e per la maggior parte era quindi la parte ebraica, se vogliamo, della comunità italiana, e l'80% invece era formato da siciliani, come diceva giustamente il video, faceva vedere il video, siciliani che avevano i lavori più umili, forse, no? Che scappavano dalla miseria, scappavano anche dalla giustizia, perché noi adesso ci meravigliamo, no? Quando guardiamo la nuova emigrazione verso la Sicilia e verso l'Europa, e diciamo allora adesso parliamo di terroristi, ma allora parlavano di delinquenti, di mafiosi, che per scappare anche, e sono tanti, non erano in pochi, per scappare alla giustizia scappavano di notte in barca con delle imbarcazioni di fortuna ed arrivavano in Tunisia. Questa storia dell'emigrazione siciliana, a parte il voler dare la parola al popolo muto, come lo chiamo io, ma parlare di questa storia è qualcosa credo anche di molto importante, perché è una pagina della storia italiana che non è stata o non continua ad essere conosciuta, o è conosciuta malissimo forse. Si parla sempre di emigrazione verso gli Stati Uniti, si parla sempre di emigrazione verso il Sud America, l'Argentina, verso la Francia, l'Inghilterra, sì, la Germania, l'Europa in generale, ma dell'emigrazione verso l'Africa del Nord, perché poi abbiamo la Tunisia, ma abbiamo avuto anche l'Algeria e il Marocco in particolar modo, di questo non se ne parla, o se ne parla poco e se ne parla male. Quindi anche lì è stato una volontà, proprio anche un libro di denuncia che è stato fatto nei confronti dello Stato italiano e dell'ambasciata d'Italia allora presente in Tunisia. Denuncia perché, mi chiederete voi? Perché gli italiani che sono partiti all'indomani dell'indipendenza della Tunisia, quindi nel momento in cui Habib Bourguiba arriva in Tunisia, e la partenza ovviamente coincide con la partenza dei francesi, ricordiamoci che era un protettorato e non era una colonia come lo era l'Algeria, quindi già situazioni completamente diverse. Gli italiani partono, allora si viene a creare proprio un esodo, come vi è stato l'esodo dapprima dalle coste siciliane verso la Tunisia, si viene a creare un esodo di ritorno. Ma in realtà utilizzare il termine ritorno è qualcosa che non fa proprio, perché ritornare verso che cosa? Si ritorna quando noi siamo di Trapani e ritorniamo, mi sposto a Roma e ritorno nella mia città che è Trapani. Ma non era il caso, perché questi italiani in realtà di italiano avevano solo
il passaporto italiano, avevano solo il nome italiano. Ma gli italiani erano lì da 3, da 4, da 5 generazioni, addirittura abbiamo italiani che sono arrivati nel 600, fine 600. Quindi si parlava di ritorno, ma il ritorno non era un ritorno. Il ritorno invece era al contrario, cioè se questi italiani andavano in Sicilia e ritornavano in Tunisia, lì potevamo parlare di ritorno. Quindi anche lì si apre un altro grande, purtroppo io ho solo 20 minuti, quindi cercherò di essere il più breve possibile, ma si parla anche del problema identitario di questi italiani. Fino ad oggi noi, gli italiani di Tunisia, i siciliani di Tunisia e non siciliani in Tunisia, che è per noi completamente diverso, i siciliani di Tunisia ancora oggi, quelli che sono poi andati in Italia, in Francia, eccetera, non si definiscono, non sanno come definirsi. Forse siamo italiani di Tunisia, siamo tunisini, siamo francesi, per molti che sono andati in Francia, e così via. Un altro punto importante è quello del ritorno. Questo ritorno, il ritorno in Italia è stato, ma perché non si parla di questa immigrazione? Io credo che sia sempre una pagina volutamente occultata perché è una pagina nera della storia italiana che forse pochi conosceranno, perché gli italiani, quando sono partiti dalla Tunisia, innanzitutto non c'è stata nessuna volontà di trattenerli in Tunisia. Non c'è stata nessuna violenza da parte della popolazione tunisina verso gli italiani, soprattutto perché gli italiani vivevano più con i tunisini che con i francesi. Ma soprattutto quando l'unico politico che è venuto in Italia, che si è occupato allora del problema degli italiani, del rientro degli italiani di Tunisia in Italia, è stato Fanfani. Gli altri, non c'è stato nessuno tra gli altri che si è proprio interessato al problema di questi italiani. Quindi questi italiani sono stati incoraggiati a partire per diversi motivi, sono partiti e che cosa succede agli italiani? Gli italiani vengono parcheggiati per anni in caserme dismesse, con situazioni terribili, situazioni che vennero trattati peggio degli animali forse, e rimasero parcheggiati in queste caserme per diversi anni, diversi mesi, alcuni diversi giorni. Allora, a proposito di questo, io inviterei, solo per farvi capire un po' qual è stato veramente il problema del rientro dei nostri siciliani in Italia, vi leggerei, ma inviterei la signora Grimaudo gentilmente, se può venire a leggerci forse una parte o due, se vogliamo, di queste testimonianze dei siciliani di Tunisi. E quindi dal momento della partenza fino ad arrivare in Italia, in Sicilia. Prego. L'Italia si rivelò una grande delusione e poco tempo dopo dall'arrivo papà diceva: «Ah, che bella Tunisia», criticando quell'Italia che non seppe accoglierlo, le tasse alte, esorbitanti, e un governo assente che non seppe assistere né sé né la sua famiglia. Arrivati quasi al porto di Palermo, alle 6 del mattino, papà mi sveglia e mi dice di venire a vedere qualcosa. Era la sua amata isola, l'isola di Favignana, che aveva lasciato tanti anni fa senza più rimetterci piede. Questa è la mia isola, guarda quanto è bella. Dopo tantissimi anni ricordo ancora quelle parole, piene di speranza, di gioia, di amore. La nave si fermò a Palermo per alcune ore prima di proseguire per Napoli. A Palermo vennero a salutarci zii e cugini, parenti di mamma e di papà. La nave salpò per il porto di Napoli. Ancora una notte di viaggio. Eravamo esausti.
La mattina si arrivò a Napoli, lo sbarco, ma il nostro viaggio non era ancora terminato. Ci portarono al campo profughi, una caserma dismessa, piccole stanze, sporche, fatiscenti e fredde. Venne assegnata una stanza per famiglia e dire che venivamo da un paradiso che avevamo lasciato per un inferno di povertà e di miseria. Credo uno... La sera... sì, scusa. La sera ci dettero da mangiare, dovendo fare la coda per avere una minestra rancida, servita in scodelle di alluminio, anch'esse sporche. Per coprirci e ripararci dal freddo ci diedero delle coperte militari, ruvide, pungenti. Più che il freddo, ricordo ancora la sensazione del contatto delle coperte con il mio corpo, con il mio viso. Per nostra fortuna restammo poco tempo nel campo profughi, forse una settimana, 10 giorni, prima di partire per Trapani in Sicilia, dove abitavano i parenti di papà. Arrivati a Palermo abbiamo preso il treno per Trapani. Ci attendeva ancora un lunghissimo viaggio, perché oltre allo stato fatiscente dei treni e della rete ferroviaria di quel periodo, papà si sbagliò e non scese alla stazione di Alcamo, ma proseguì. Il treno si fermava a ogni piccolo paesino sperduto e era scomodissimo. Finalmente, dopo alcune ore, arrivammo a Trapani. La gente ci guardava strano, come se fossimo degli animali. Ecco gli africani, ci dicevano, non eravamo considerati italiani. Grazie a tutti, non sono d'accordo. Quindi in realtà perché anche questo testo? Cioè per farvi capire insomma quanto sia stata presente, siano stati presenti i siciliani, cioè in Tunisia. Cioè noi abbiamo oggi se voi andate in Tunisia cioè trovate traccia di Sicilia dappertutto, dalla cucina, dalle costruzioni, dai modi di fare, dai modi di gesticolare. Quindi la Sicilia, me dicono molti amici tunisini, per noi incontrare i siciliani come se i siciliani facessero parte del tessuto sociale tunisino, perché non è per noi una popolazione estranea, una popolazione lontana, non l'abbiamo mai visto. Quindi tutto questo giustifica, credo, proprio la nascita della Cattedra Sicilia, che poi si chiama Cattedra Sicilia Vincenzo Consolo per il dialogo di cultura e civiltà. E adesso io forse potremmo dare la parola al console, sì, che è venuto e farà il suo discorso in francese. Grazie al professore Campisi, il quale già mi ha preceduto. Annunciando che era presente tra noi il console, ci ha onorato della sua presenza. In francese. Perfetto. Buonasera a tutti. Tout d'abord, je tiens à féliciter la ville de Palermo, choisie comme ville culturelle pour l'année 2018. Je remercie infiniment tous les responsables de l'Académie de la langue sicilienne pour cette invitation. Cette conférence s'intitule L'influence de la communauté sicilienne en Tunisie. Tunisiens et Italiens se sont influencés de manière réciproque pendant des siècles et ont ainsi développé des similitudes dans les domaines linguistiques, culinaires et même religieux. En effet, le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle ont été remarqués par l'installation d'un grand nombre considérable d'Italiens et particulièrement des Siciliens dans les différentes villes tunisiennes. Les traces de la vitalité de cette communauté ont encore perceptibles en Tunisie, grâce notamment aux nombreuses œuvres accomplies dans le domaine social, culturel, économique et politique. Quelles que soient leurs origines géographiques et leurs appartenances socio-économiques, les Italiens de la Tunisie et surtout les Siciliens ont largement contribué au développement de l'art et la modernisation de leur pays d'accueil, la Tunisie. En effet, l'ancienne présence sicilienne est encore inscrite dans le paysage urbain
jusqu'à nos jours. Tunis compte ainsi un vaste quartier urbain connu sous le nom de la Petite Sicile, comme l'a dit au fond. Au cours des 30 premières années qui ont suivi l'installation des Siciliens en Tunisie, leur langue orale aurait suivi des transformations, perdant ainsi toute ressemblance avec les parlers de Siciliens d'Italie, pour dépasser la variation linguistique originaire du territoire de la région. Ces influences entre les deux langues s'expliquent par le rapprochement entre Siciliens et Tunisiens. Les contacts se faisaient dans le cadre des petits métiers et les professions libérales que Tunisiens et Siciliens exerçaient, comme la pêche, l'artisanat, l'agriculture, le commerce ou la mécanique, qui permettaient à cette partie de la communauté italienne d'être en contact direct avec les citoyens tunisiens. La communauté sicilienne a d'ailleurs eu un impact considérable sur la vie quotidienne du peuple tunisien, qui a adopté de nouvelles attitudes dans divers secteurs et qui a permis l'enrichissement linguistique de son dialecte. Des mots se référant à certaines activités et techniques de travail ont intégré le vocabulaire tunisien, comme le langage maritime. L'apport linguistique italien et sicilien en particulier, essentiellement lexique, constitue un corpus divers, ferme et bien intégré aux Tunisiens. Les domaines concernés sont en particulier l'industrie, le bâtiment, l'agriculture, la pêche et les arts. Il semble donc que les mots passent plus facilement et plus fréquemment d'une langue à l'autre si les liens entre les peuples sont plus étroits et forts, et c'est ce qui a pu se passer entre les deux communautés. Par ailleurs, la coopération entre la Tunisie et la Sicile s'est renforcée ces dernières années par le programme de coopération transfrontalière 2007-2013 pour favoriser le dialogue entre les cultures, l'échange des connaissances et la mise en place des passerelles culturelles. Ce programme, qui est financé par l'Union européenne, est inscrit dans le cadre de la concrétisation de la politique de voisinage et de coopération décentralisée. Ce programme a été reconduit pour 2020, 6 projets dans différents domaines touristiques, culturels, gastronomiques, proposés par des organismes siciliens. En conclusion, les opportunités de coopération culturelle, surtout entre la Tunisie et la Sicile et la région de Sicile, sont immenses. Il faut travailler davantage pour hisser ce volet de coopération et renforcer les liens historiques qui remontent au IXe siècle, période marquée par la présence tunisienne qui a duré plus de 2 siècles. Merci pour votre attention. Grazie per l'ascolto. Ringraziamo il console per aver onorato della sua presenza e ci avviamo verso gli ultimi interventi. Invito la poetessa Arcangela Rizzo che ci farà ascoltare una sua poesia sempre dedicata alla lingua siciliana. Arcangela mi diceva che è un po' emozionata oggi, vero? D'altronde mi trovo in un luogo un po' particolare, abbastanza storico. Allora, la mia poesia ha come titolo Vantu dili Patri. Dintra, serrata come la passione, avevi bisogno di vedere luci, come una sorta di liberazione, gridare forti. Sento questa voce. Se le parole fossero potenti, lo sanno, già corresse come fiume. Popamole, dicemmo così belli, scrivemo, allisciamo con le piume. Se ne sentiamo figli, no figliastre, studiamo le parole, che di vere, addiventiamo forti, siamo mastre, siciliani,
non certo forasteri. Avemo nelle mani sta fortuna, studiamo di la nostra lingua madre, idda che su per secoli patruna, non è vergogna, è vanto di li patri. Grazie Arcangela. E allora terminiamo questo nostro pomeriggio celebrativo della lingua siciliana con l'intervento del professore Massimo Costa. Lui è un docente alla facoltà di economia all'Università di Palermo, ma oggi ovviamente qui è come nella veste di studioso storico della Sicilia, delle cose siciliane, e in particolare ci relazionerà sull'uso politico, amministrativo e scientifico del siciliano nel Regno di Sicilia. La parola al professore Massimo. Grazie a tutti. Abbiamo sentito già tantissimi interventi di grande interesse, il linguaggio poetico della Sicilia dal vivo, in questo caso naturalmente dedicato alla lingua siciliana. Abbiamo visto come il siciliano, al di là del linguaggio poetico, è certamente una lingua che si è diffusa non solo in Sicilia. Abbiamo visto la storia della comunità in Tunisia e il console ha detto, tra le altre cose, magari qualcuno se l'è perso, che la collaborazione, la cooperazione tra i due popoli si è tradotta anche in una contaminazione linguistica, cioè molte parole nel tunisino moderno, se ho ben capito il francese, sono state prese, soprattutto nell'arte marinara, ma anche nell'agricoltura, in altri ambiti, dalla lingua siciliana. Questo dimostra la vitalità. Però che cosa impedisce di considerare a pieno titolo il siciliano una lingua tra le altre lingue, non soltanto in senso etnologico, in senso appunto linguistico? Ciò che contraddistingue, se vogliamo, una carenza storica del siciliano, almeno apparente, è l'uso del siciliano non soltanto per scopi lirici, per scopi poetici, per le canzoni. Abbiamo dimenticato di dirlo, ma nell'epoca contemporanea c'è un grandissimo uso e risveglio da parte di gruppi musicali che non solo cantano in siciliano, ma non cantano in maniera esclusivamente folcloristica, cioè come pura tradizione, come pura trasmissione di un patrimonio passato, ma creano in lingua siciliana. E non voglio fare alcun nome per non fare torto ad uno o un altro, però questa comunicazione, o anche quella commerciale, difetta di una parte alta della comunicazione, che è quella di prosa. Cioè una lingua diventa una lingua con la L maiuscola quando ha una prosa, non una poesia. La poesia è nobilissima, è la parte più alta della letteratura, non la voglio assolutamente sminuire, ma proprio per la sua relativa bassezza, la prosa diventa ciò che dà la patente ad una lingua, perché questa lingua possa effettivamente definirsi tale. E allora c'è un pregiudizio, il pregiudizio che sotto questo aspetto almeno la Sicilia sarebbe stata sempre una lingua o di poesia o parlata, ma non sarebbe mai stata una lingua di prosa. Nei miei studi di storia della ragioneria io mi sono imbattuto talvolta in alcuni libri mastri di commercianti del 1400 scritti in una lingua strana. Forse non è corretto definirla del tutto siciliana, perché le comunità commerciali siciliane dell'epoca erano largamente egemonizzate da immigrati italiani, toscani, eccetera, però piene di vocaboli siciliani, piene di vocaboli latini, una lingua franca del commercio che non può essere compresa senza la conoscenza del siciliano. Quando il commerciante nel suo libro mastro ai primi del 1400 scrive per lo costuriere dare 11,3 tarì 4, tanto per dirne una, un italiano di Livorno che si confronti con questa parola o ha studiato il francese e quindi può capire che couturier significa sarto, o si trova in serie difficoltà. Allora sono andato anche un po' a fondo a questa cosa che gli storici di professione conoscono molto bene, e si scopre una realtà incredibile, cioè che il siciliano di prosa ha una lunghissima tradizione. Io volevo leggere una nota della storia dei viceré e dei luogotenenti di Sicilia del Di Blasi,
quindi un'opera scritta nel 1700, in cui si parla, naturalmente nel 1700 si scriveva in larga parte in lingua italiana, e in cui si parla si cita un documento di qualche secolo prima che vi vorrei leggere perché dovremmo cercare di capire questo documento in che lingua è scritto, ed è veramente stranissimo. Venerabilis et nobis quam plurimum dilecte salutem in domino, e questo è il latino, non c'è dubbio. Finite le formule di rito in latino, come per lo reverendissimo in Cristo Patri Episcopo di Girgenti s'arrite informato, congregato il regno secondo la solita consuetudine sopra la petizione del laudabile e santo proposito dello Signore il Re sopra lo fatto della crociata, e fatto lo consiglio per le tre bracci, viderici ed ecclesiastico, baroni e universitati, tutti una voce laudaro ed accettaro tale proposta. Verum, come vostra paternità sa, le cose di Cristo Regno sono assai esausti e presertim di noi altri ecclesiastici che non potremo offerire chi di volontà abbiamo, ficimo un'offerta quanto più possibile fosse e speriamo in Deo ad impilla e conclusa la cosa. E fatti le capitoli, come si suole fare, tutto lo regno, cioè tutte le ditte tre bracci, avevano eletto la vostra paternità che insieme lo predetto il reverendissimo signore episcopo, lo quale fu eletto legato in Cristo, eccetera, 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 datum panormi die 10 februari, indictionis 1456. In che lingua ho parlato? Ho parlato in siciliano. Ma questo siciliano, usato negli atti ufficiali, è la lingua amministrativa di ben 2 secoli della nostra storia di Sicilia. Uno dice, vabbè, forse nel 1300 e 1400. Saltiamo avanti, perché poi viene la curiosità, ma quando è che hanno smesso di scrivere in siciliano? Perché il Di Blasi scriveva in italiano nel 1700. Vado a trovare gli atti del Parlamento del 1505, e ancora è siciliano, però è un siciliano già un po' italianeggiante. Multo illustri e potenti signori, messer quante la nuzza vicerre, grandi almiranti del regno di Sicilia, eccetera, avendo, non più avendo, vostra illustrissima signoria alle 14 dello presente mese di giugnetto, sarebbe giugno e luglio, convocato generale di Parlamento, non più Parlamento, beh, è ancora siciliano, siamo nel 1505. Vado di pochissimo avanti, è saltato l'anno, ma siamo negli anni 30 del 1500, si tiene un Parlamento alla presenza di Carlo V e gli atti parlamentari cambiano lingua. Avendosi per ordine e di comandamento, ancora qualche scappa, di vostra Cesarea et Cattolica Maestà, convocato general Parlamento di tre bracci, di questo fedelissimo regno, eccetera, è già italiano, con qualche incrostazione di siciliano. 1530 il toscano entra per la prima volta in Sicilia. Su questo dobbiamo capire cosa succede in quegli anni e capire cosa succede prima. E non solo i parlamenti nel 1300 e nel 1400 scrivono in siciliano, ma tutti gli atti pubblici, quando non sono in latino, naturalmente il latino in quegli anni era diffusissimo, quando sono in volgare, sono immancabilmente in siciliano. L'italiano in Sicilia nel 1300 e nel 1400 non esiste, il toscano non esiste, non è neanche concepibile una cosa del genere. Ora, io purtroppo ho letto in alcuni libri di storia che questo fatto viene salutato da alcuni storiografi autoflagellanti, li chiamo, come un fatto negativo, come un segno di declino della società siciliana nel 1300. Seguiamo questo loro ragionamento e poi lo smontiamo subito, naturalmente. In sostanza cosa succede? Succede nel 1240, mi correggeranno più o meno, la letteratura siciliana poetica fa la sua entrata di scena. Del siciliano prima possiamo fare solo ricostruzioni induttive, non abbiamo documenti. Romanza, lingua, non sappiamo nulla. Però per tutto il 1200 il siciliano è lingua poetica. Tutta l'amministrazione del Regno di Sicilia scrive in latino e addirittura ancora in greco. Le Costituzioni di Melfi sono state solennemente editate, possiamo dire, da Federico II, in latino e in greco, volendo dimostrare la propria dignità imperiale. Quindi usi amministrativi del volgare non ne abbiamo sotto gli Sveghe. Dopo la rivolta del Vespro,
Il latino, negli usi pratici, il mercante, la città di Palermo, il Parlamento, comincia ad arretrare e piano piano fa capolino il volgare, che è il siciliano, il quale diventa rapidamente lingua nazionale. Di 4 storie del Vespro, che sono pervenute da noi in prosa, 2 sono in latino e 2 sono in siciliano. Quindi non solo atti pubblici in siciliano, ma storiografia in siciliano, trattati di teologia in siciliano, trattati scientifici di siciliano, grammatica in siciliano, dizionari siciliano-latino, perché servivano per fare capire come una certa parola latina si dovesse tradurre in siciliano, come i nostri ragazzi che fanno il liceo hanno il dizionario latino-italiano. Cioè stava accadendo, evidentemente, nel 1300 una evoluzione del siciliano in lingua nazionale. Gli storiografi complessati e coloniali del XXI secolo dicono che questo è dovuto al fatto che, siccome c'erano le guerre civili nel 1300 in Sicilia, erano diventati tutti ignoranti, si erano dimenticati il latino, non sapevano più scrivere il latino e cominciavano a scrivere in siciliano, perché scrivere in siciliano è cosa di cristiani ignoranti. Il retropensiero di questa storiografia è questo. E io per un attimo ci ho creduto. Poi ho visto che nel 1300 il latino fa marcia indietro non solo in Sicilia, ma anche in Portogallo, in Ungheria, in Provenza, in Toscana. E no, lì è il segno dell'inizio della letteratura nazionale. È tutta un'altra cosa. È un momento di risveglio culturale. Certo, non voglio paragonare la letteratura siciliana, non mi piace lo sciovinismo, ai grandi italiani del Trecento, Dante, Petrarca, Boccaccio. No, sono più grandi, lo riconosco, ma perché l'Italia che abbandona progressivamente il latino per il volgare, o la Germania costituisce il risveglio dopo il sonno del Medioevo, e invece quando la stessa cosa succede in Sicilia, i nostri storici siciliani dicono che è un momento di decadenza, perché tutta la storia siciliana, dalla conquista italiana in poi, è stata riscritta come una storia triste, di dominazioni, di dolore, di sconfitte, e siamo attassati. Tutto quello che succede in Sicilia è brutto, solo quando viene qualcuno da fuori, allora finalmente ci apriamo. E no, è una storia europea. E io dico, se volete studiare la storia siciliana, non dovete prendere il microscopio e guardare la storia siciliana, dovete prendere il telescopio e guardare la storia europea, e vi accorgete che dal 1130, quando viene fondato il Regno di Sicilia, fino al 1816 almeno, la storia di Sicilia grosso modo è la storia di un paese europeo normale, gli stessi fenomeni identici. La guerra civile di latini e catalani, perché la guerra dei Roses in Inghilterra tra i Lancaster e gli York delle 2 rose non è la stessa cosa, no? Che c'entra, quella è un'altra cosa, no? È la stessa cosa, a latitudini diverse, è la stessa cosa. Quindi noi sperimentiamo, anzi in certi campi siamo un po' indietro, in certi campi siamo più avanti, quello della legislazione, della letteratura. Il tedesco nasce in quello stesso secolo, nel 1300. C'erano delle testimonianze prima, i tedeschi sono stati più precoci perché a loro il latino romano, un po' il latino lo orecchiavano, per loro il latino era una tragedia, non ne capivano niente. Però nel 1300 si sveglia il tedesco. È come che nel tedesco antico la parola volgare, cioè incolto, si diceva Deutsch, da cui è derivato Deutsch. Quindi ancora oggi la Deutschland è la terra dei volgari, la terra di quelli che parlano in volgare. E vicino a Deutsch c'è Dutch, che è l'olandese, cioè anche lì che è un dialetto tedesco. Cioè, dappertutto si svegliano i volgari, in Sicilia pure. E scusate, e una volta che si svegliano i volgari, per quale ragione recondita nel regno di Sicilia così dovevano impazzire, andare sul fiume Arno a sciacquarsi i panni e dire: vediamo come scrivono in volgare in Toscana, dove in Toscana finalmente stava spuntando la letteratura, tanto è vero che la letteratura italiana, come testimoniato da Dante, aveva un tale debito nei confronti della letteratura siciliana che tutti i vocaboli italianizzati attraverso l'uso dei copisti
dal siciliano all'italiano, costituiscono per secoli il registro aulico della poesia italiana. Perché i poeti italiani non dicono anima, come si dice in italiano, ma dicono alma? Non lo siete chiesti? Perché Dante, per dire buco, dice pertugio? Non lo siete chiesti? A che cosa pensava Dante? Core invece di cuore. O core invece di core. E con mia sorpresa, io un po' di letteratura non sono, l'ho studiata, una parola che io pensavo non appartenesse al siciliano perché è scomparsa dal siciliano, ma non dal siciliano salentino. Per dire volta, c'era una volta fiata. Una volta ero studente universitario, un mio compagno di studio di Lecce mi fa: è nata fiata. Io balzai sulla sedia, anzi naucia fiata, perché c'hanno pure il cielo. Naucia fiata. Ho detto: ripeti, fiata, significa volta, ci se lo so, ho fatto il liceo. Ma non è questo il problema, era siciliana. La parola fiata, per usare come volta, è usata dai poeti quando mai in Toscano a Milano si è detto fiata. Quindi come potevano nel 1300 prendere come lingua ufficiale una lingua che con Dante sarebbe diventata grandissima, ma che in quel momento stava muovendo i primi passi? E allora usavano la loro lingua, il siciliano, in tutte le sue manifestazioni. E non solo il governo centrale, anche i governi locali, anche le curie baronali, anche la contea di Malta. Tutti sanno che Malta nel 1526, l'anno vorrei ricordare male, insomma, ai primi del 1500 viene concessa in feudo da Carlo V ai Cavalieri di Malta. Ma prima cos'era? Prima era una delle tante contee del Regno di Sicilia. Tutti i documenti dell'amministrazione della contea di Malta, una contea come tutte le altre, la Sicilia, sono tutte scritte, la chiamano la letteratura siculo-maltese, cioè è un siciliano con qualche parola maltese. Il maltese non era scritto, era parlato, una lingua araba, quello sì era veramente dialetto, e per secoli resta dialetto, e quando nei secoli dell'età moderna finalmente fa la sua prima timida scomparsa, i primi scritti che parlano della lingua maltese sono in lingua siciliana, cioè in siciliano, perché l'elite maltese, addirittura fino ai primi del 1900, parla il siciliano. Parla il siciliano, però nel 1500 succede qualcosa di diverso. Succede che, tornando a Malta, viene data ai Cavalieri di Malta, che sono un'organizzazione internazionale. I cavalieri non scrivono più in siciliano. La lingua ufficiale è il latino, ma il latino non si adatta bene come lingua ufficiale, e usano come lingua franca tra di loro l'italiano. Da quando vengono i cavalieri fino a Napoleone, a Malta il siciliano, che continua a essere usato dalle elite maltesi indigene, non è più usato dall'amministrazione dei Cavalieri di Malta, i quali usano l'italiano anche per la corrispondenza con quello che era il loro signore feudale, cioè il viceré che stava a Palermo. Cosa analoga succede in Sicilia. Abbiamo avuto con gli amici tunisini, dai cartaginesi ad oggi, tantissimi rapporti, certe volte fraterni e certe volte invece ce le siamo date di santa ragione. In uno di questi, per esempio, proprio ai tempi di Carlo V invade la Tunisia e la Tripolitania, costituisce la Tunisia come un governatorato spagnolo, tra l'altro affida Tripoli invece al Regno di Sicilia. Tripoli sarà possedimento siciliano per alcuni decenni, poi dai ai Cavalieri di Malta, Malta con Tripoli, poi i Cavalieri di Malta non riescono a difendere Tripoli perché c'è l'avanzata turca, l'avanzata ottomana, e si rinchiudono a Malta. Ebbene, tornando dalla Tunisia, Carlo V tiene un general parlamento in Sicilia, a Palermo. Siamo a 2 passi da Porta Nuova, dove ci sono i mori con le braccia mozzate a significare questa grande vittoria, e tiene questo Parlamento. E Carlo V era un re particolare, non è che era solo re di Sicilia e d'Aragona come erano i suoi predecessori, come Ferdinando il Cattolico e tutti gli altri, no, sui suoi regni non tramontava mai il sole, quindi era re di Spagna, Sacro Romano Imperatore, parlava il fiammingo, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, il portoghese, il francese, ma insomma padroneggiare pure il siciliano sarebbe stato chiedere troppo. Quindi la cancelleria imperiale poteva tenere un ufficio in italiano, non poteva tenere pure un ufficio in siciliano. Quindi tiene il suo discorso della corona in italiano. E l'italiano quel giorno entrò, il toscano, entrò in Sicilia, e mi immagino
le orecchie attonite dei baroni, dei prelati, dei rappresentanti delle città riuniti in Parlamento, che per la prima volta sentivano questo re che parlava in una lingua strana. Ma come parla questo? Però Sua Maestà Cesarea può fare tutto quello che vuole, quindi poteva parlare in turco e l'avrebbero onorato. Da quel momento in poi la Sicilia resta legata alla Spagna, e la Spagna, pur mantenendo tutta l'autonomia del Regno di Sicilia, considera la Sicilia inserita in un sistema di possedimenti italici o italiani e quindi utilizza l'italiano come lingua di corrispondenza. E allora l'italiano sostituisce nel 1500 in maniera incerta, nel 1600 in maniera molto più determinata, il volgare siciliano come lingua. In verità nel secolo precedente si nota tra 300 e 400 un certo indebolimento apparente, cioè sembra quasi che l'italiano del siciliano del 1400, che è certamente siciliano, ve l'ho letto all'inizio della relazione, sia un po' italianeggiante rispetto a quello del 1600 che è puro. In realtà si tratta di piccole contaminazioni ortografiche, per esempio nel 1300 il suono dolce della C alla spagnola si faceva col CH, Sicilia scrivevano Sichilia, mentre il suono duro chi lo scrivevano con la K. Nel 1400 si adotta sempre più la grafia italiana, la grafia ma non la pronuncia. Ma questo perché accade? Questo accade perché nel 1300 la Sicilia, con tutte le sue contraddizioni, è una monarchia indipendente, quindi si sviluppa lentamente una burocrazia attorno a questo Stato. Tutte le letterature europee si sono sviluppate attorno ad una burocrazia statale. Dove c'è uno Stato si sviluppa una lingua, dove non c'è uno Stato la lingua retrocede fatalmente al dialetto e poi è minacciata di scomparsa. Nel 1400 la situazione è così, la Sicilia dei primi del 1400 non ha più una monarchia propria, quindi non c'è più un centro politico di interessi, la monarchia catalana non ha nessun interesse a fare una politica linguistica per scardinare il siciliano e sostituirlo col catalano, non gliene importa nulla, quindi il siciliano continua a vivere per inerzia nel 1400, però effettivamente non avendo più un re proprio è come se mancasse quella marcia in più che avrebbe fatto evolvere definitivamente il siciliano in lingua di prosa e quindi lingua ufficiale a tutti gli effetti. Oltretutto nei 16 anni di unione con Napoli sotto Alfonso il Magnanimo, lì si ha pur rimanendo il siciliano lingua ufficiale, una contaminazione più intensa dall'italiano, perché il Regno di Napoli non aveva mai sperimentato il volgare, anche sotto gli Angioini scrive solo in latino, quindi è con Alfonso il Magnanimo che si apre al volgare, e la scelta di Alfonso il Magnanimo a metà del 1400 è di adottare da subito per Napoli la lingua toscana. Non esiste, che io sappia, una tradizione amministrativa in napoletano paragonabile alla tradizione amministrativa che c'è in Sicilia per il siciliano. Quindi una corte napoletana che parla in italiano e che corrisponde con la monarchia siciliana che parla in Sicilia è un fattore di italianizzazione molto blando, 16 anni, dura poco, la Sicilia continua, come abbiamo visto, fino ai primi del 1500 a scrivere in siciliano. Poi, quando il legame con l'Aragona si dissolve nel grande impero spagnolo, allora il Regno di Sicilia, essendo inserito in una grande monarchia universale, passa al toscano. Però se noi usciamo dagli usi pubblici, noi vediamo che la letteratura nei secoli dell'età moderna, quindi 1500, 1600, 1700, come bene dice il Natoli, è una letteratura trilingue. Cioè una letteratura che parla in latino, in italiano, che fino a tutto il 1700 è chiamato toscano, sentito quindi come qualcosa diverso. Io sempre nella storia della ragioneria, un autore degli anni 10 del 1700, scrive il suo libro ormai in italiano, e dice, consiglia ai commercianti e ai ragionieri di fare studiare l'italiano, perché l'italiano è la lingua del commercio, l'italiano è la lingua che può aprire. Questa cosa mi sembra conoscente. Oggi lo diciamo con l'inglese, no? È come dire, ragazzi, studiate l'inglese con tutto il provincialismo che questo si porta dietro. Allora e ora. Ma cosa vuole dire? Anche lui ha delle incertezze lessicali, questo autore, tant'è che anziché dire gestione, è un libro azienda, dice maneggio, che è umanino praticamente, però lui lo traduce in italiano, maneggio, o cose di questo
questo genere, oppure anziché dire interessi dice interusuri, che sono gli intrasuri praticamente, cioè dicevano di parlare e scrivere in italiano, ma loro stessi avevano delle competenze un pochettino, non lo dominavano perfettamente, come me quando scrivo articoli in lingua inglese per i convegni internazionali, finge il poeta che sono buoni, ma se non li faccio passare da un proofreading mi dicono che ci sono 18 errori. Ecco, più o meno erano a questi livelli. Allora, cosa succede? Questa letteratura trilingue vede il toscano in una posizione intermedia che cresce e schiaccia le altre due lingue molto lentamente, una verso il basso e una verso l'alto. Il latino è schiacciato verso l'alto, verso usi sempre più scientifici, aulici, giuridici, fino ad atrofizzarsi, però attenzione, le ultime leggi in vigore in latino sono state nel Regno di Sicilia il 31 dicembre del 1819, cioè c'era il Corpus Iuris di Giustiniano che si applicava direttamente in Sicilia fino al tempo dei miei trisauri, e il siciliano al contrario verso il basso. E la lotta è quindi prima piano piano sparisce all'uso amministrativo, poi lentamente esce dalla prosa. Fino a metà del 1600 abbiamo buoni testi di prosa in lingua siciliana, c'è una corrispondenza di metà del 1600 tra un autore anonimo che scrive un testo in siciliano, diciamo purtroppo misogino, adesso non ricordo l'autore, per parlare male delle donne, gli risponde una suora alleggiata e gli risponde dicendo non è vero, la donna non è figlia del peccato. Il fatto che venisse ancora usato il siciliano in questo tipo di trattazioni serie, non trattazioni da teatro, che il teatro non sia serio, ma diciamo formali, significa che fino a metà del 1600 era concepita come, e anche oltre, come lingua nazionale. Poi piano piano va indietro, ma diciamo che durante tutto il viceregno, perché durante tutto il viceregno spagnolo non va molto indietro, perché la Spagna non ha alcun interesse più di tanto, al di là della semplificazione amministrativa, di favorire l'italiano rispetto al siciliano. Però va avanti l'italiano e ancora una volta abbiamo alcuni fatti che accelerano la lenta ritirata, ma anche la lenta resistenza del siciliano come lingua di prosa. Uno di tutti, alla fine del 1500, la trascrizione dei cognomi nei registri parrocchiali per effetto del Concilio di Trento. Una serie di parroci che non sapevano nulla della lingua italiana, a differenza di quello che accade in Sardegna, dove furono trascritti tutti in sardo, infatti i cognomi sardi sono in sardo, si trovano a dover scrivere, perché questo è l'ordine di cognomi in italiano, con risultati che poi sono stati fossilizzati, ma rasentono il comico. No, quindi un cognome, un'anciuria come uniguru diventa l'onigro, che non è italiano, dovrebbero dire il nero. Una ingiuria come russo diventa russo, non rossi come in italiano. Una ingiuria come garofalo, il garofano, diventa garofalo. Cioè, se posso dire il mio cognome, sono andato a vederlo nei registri del 1500 e passa e ho trovato, andando indietro nel tempo, i miei antenati che erano stati scritti Iencu con la I lunga, Iencu, Giovenco. Sì. Allora, come si dice in italiano Iencu? Genchi, perché non sapeva Genco è passato poi a Genchi per qualche motivo. Perché nessuno conosceva l'italiano, quindi non conoscendo nessuno l'italiano, il cognome è stato tradotto a orecchio e sono venuti i cognomi siciliani che abbiamo tutt'oggi noi. Che assolutamente non sono né italiani né siciliani, sono rimasti a metà del guado. Notate che fino al 1700 inoltrato le prime scuole elementari, precettori, scuole private, scuole religiose, davano come educazione di grammatica nei primi anni quello in latino. Cioè, solo nel 1700 si comincia a pensare che se c'è tutto questo uso dell'italiano forse bisogna anche fare delle scuole che insegnano l'italiano. Alla fine del Settecento addirittura le prime scuole normali, cioè le magistrali, le prime scuole per maestri. Quindi un'altra svolta avviene con la venuta dei Borbone. C'è un dispaccio del 1734 in cui il re Carlo intima alla corte vicereggia di smetterla di scrivere ancora in castigliano e in toscano, ma di usare solo il toscano. La corte vicereggia resiste per 10 anni a scrivere le cose in castigliano, perché comunque al di là del siciliano, dell'italiano e del latino, a livello politico si era infilato pure lo spagnolo in 300 anni e non era facile toglierlo dall'oggi al domani. Però sembra quasi che questa storia sia una storia che va indietro e naturalmente
rafforzandosi il legame con il continente, come avviene con la dominazione borbonica, l'italiano fa molti passi avanti, perché la lingua di lavoro a Napoli è l'italiano e quindi anche nel Regno di Sicilia scompare definitivamente da qualunque tipo di uso amministrativo l'uso del siciliano. Però proprio in questo periodo noi abbiamo la rinascita nel 1700 del nazionalismo siciliano. Nazionalismo siciliano che si pone, noi non abbiamo finalità politiche nell'Accademia, lo specifichiamo, ma loro sì. Quelli del 1700 si proponevano attraverso delle accademie, attraverso dei cenacoli, di fare resuscitare la nazione siciliana anche attraverso un revival di tipo linguistico. Protagonista di questo episodio fu Francesco Paolo di Blasi. Francesco Paolo di Blasi, studioso di lingua siciliana, che fece una brutta fine qua a Piazza Indipendenza, finì decapitato, e con lui fu decapitata la speranza di usare il siciliano come lingua amministrativa e come lingua di prosa. Da allora in poi gli stessi nazionalisti siciliani prediligono l'italiano e considerano il siciliano volgare, perché tra l'altro, essendo il nazionalismo siciliano un nazionalismo molto elitario, molto aristocratico, e sentendosi loro depositari di una cultura in lingua italiana che li separava dal popolo che conosceva solo la lingua siciliana, preferiscono l'uso della lingua italiana. Tant'è che c'è una lettera del Palmeri, protagonista del 1812, nel 1821, quindi di rivoluzioni separatiste, che quando una commedia era stata rappresentata tutta in siciliano dice sì, noi siamo indipendentisti, ma questa commedia in siciliano ci isola, un po' come quelli che dicono non usiamo l'italiano, parliamo in inglese perché ormai siamo in Europa. E quindi anche lui, pur essendo un indipendentista, diceva sì, è vero, noi siamo indipendentisti, ma dobbiamo usare l'italiano, altrimenti ci richiudiamo in noi stessi, invece ora ci dobbiamo aprire, ci dobbiamo... A questo punto, in questo clima in cui la classe dirigente siciliana, non il popolo che fino ai nostri nonni, vorrei dire anche fino ai nostri genitori, ha usato il siciliano come quasi unica lingua di trasmissione, la classe dirigente rigetta il siciliano e lo fa diventare la lingua dei subalterni. Interviene nel 1810 il Parlamento di Sicilia in un clima pre-rivoluzionario, siamo 2 anni prima della rivoluzione del 1812, a proclamare ufficialmente l'italiano lingua, non più il toscano, per la prima volta nella storia, l'italiano lingua ufficiale del Regno di Sicilia. Quello è l'atto di morte del siciliano come prosa, ma anche del latino, che vengono definitivamente pensionati, poi si prenderanno qualche anno per sostituire tutto. Qual è l'insegnamento, e vado alle conclusioni di questo lungo excursus? L'insegnamento è che l'uso della prosa, tornando alla considerazione iniziale, è legato alla storia politica di un paese. Che cosa ha inibito alla Sicilia lo sviluppo che stava per 2 secoli all'inizio per prendere la piega che ha preso in tutta Europa? Cosa ha inibito questo sviluppo? Qual è la differenza tra la Sicilia e la Danimarca? A proposito della Danimarca, no, l'Olanda, dove si parla un dialetto tedesco. Se l'Olanda non avesse avuto l'indipendenza politica dalla Germania, il Sacro Romano Impero nel quale era inserita, e fosse rimasta come la vicina Sassonia all'interno della Germania, oggi esisterebbe l'olandese? Secondo me no, sarebbe un dialetto tedesco. E se l'unione tra Spagna e Portogallo, che ci fu al tempo di Filippo II, fosse rimasta per qualche generazione e il Portogallo fosse rimasto unito in un'unica monarchia iberica con la Spagna, non sono così sicuro che oggi magari parlerebbero ancora il portoghese, lotterebbero per averlo riconosciuto, ma non ci sarebbe quella pacifica convinzione che il portoghese è una cosa e lo spagnolo è un'altra cosa. Lo spagnolo e il portoghese sono fra di loro molto più simili di quanto non lo siano lo spagnolo col catalano. Su questo non credo che ci siano dubbi, è proprio quasi un dialetto castigliano il portoghese, eppure è riconosciuto come lingua. Io stesso ho abbandonato lo studio del portoghese perché a un certo punto mi confondevo con lo spagnolo, perché le parole erano tutte quasi uguali e quindi andavo a prendere. Ora, e forse chi studia il francese e l'italiano trova lo stesso problema, non lo so. Ma al di là di questo, quindi esiste una dimensione politica nella fortuna delle lingue. Ora però, grazie ai social, grazie a tutto quello che sta avvenendo negli ultimi tempi, c'è di nuovo un bisogno di prosa in siciliano. E allora la domanda è, grazie all'Accademia, può esistere una prosa in siciliano? Allora la chiudere il suo discorso tutto in prosa siciliana, perché se noi stasera parliamo solo in siciliano quando diciamo qui sì, so cui lui sta dicendo è contradditto dal modo in cui uso la mia lingua. E allora
su siciliano si può usare per la prosa oppure no? Ciò che sta succedendo sotto ai nostri occhi è esattamente la stessa cosa, però a riversa, di chi che succedeva ai tempi delle nostre patrie. Ai tempi delle nostre patrie noi pensavamo in siciliano e facevamo lo sforzo di parlare in italiano. Ora stanno facendo alla riversa. Siamo abituati, a parte della mia generazione, a pensare in italiano e a non fare lo sforzo di parlare e di scrivere in siciliano per trasmettere queste identità alle generazioni che vengono dopo. La scommessa si dice: se voi stasera mi state capendo. Se voi stasera mi state capendo ciò che io vi voglio dire nella nostra lingua madre, viene a dire che lo siciliano è una lingua viva e si può usare, come nella televisione catalana usano lo catalano, come nella televisione basca usano lo basco. Noi oggi vogliamo parlare il siciliano e non è un problema parlare il siciliano, il problema è scriverlo, il problema è saperlo parlare e usarlo come lingua viva nelle scuole, nelle media, nelle televisioni, nelle firme, nelle usi amministrativi, nelle insegne, quando tale potere noi vediamo uscita, barra nisciuta, tanto la nostra battaglia è vinciuta. Grazie. Siamo molto contenti. No, io mi permetto, questo avrebbe dovuto concludere Agnese Sugo e finiamo. E allora, se c'è qualche domanda, però breve per cortesia da parte del pubblico, perché alle 7 in punto dobbiamo lasciare questa sala. Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa ai relatori si può accomodare lì, alzi la mano. Prego. Abbiamo una mano, poi Caterina. Forse dobbiamo chiudere qui probabilmente con questi due interventi. Qual è il futuro prossimo della lingua italiana? Come quella siciliana è minacciata dalla globalizzazione. Scusate, apro un lapsus, mi confondo io. Qual è il futuro prossimo della lingua siciliana? C'è un futuro prossimo? Ma è una domanda grammaticale, è una domanda di contenuto, cioè il futuro nel senso dell'indicativo futuro o il futuro nel futuro? Chi speranzava la lingua siciliana e ce l'ha mai nelle scuole? Perché non ci portasse in una scuola? Chiamiamo Michigan e non facciamo morire. Presidente, il canale del Dorne. E allora, grazie per la domanda. C'è Ciro? Sì, ma risposta? La risposta è... E allora, io direi che riassumerei tutto in una frase di un linguista abbastanza famoso, Mosley, che si occupa all'UNESCO delle lingue regionali, eccetera, che ha detto, se non erro, una frase del genere: affinché una lingua locale, una lingua regionale abbia un futuro, ci vogliono due cose: l'attivismo da parte dei parlanti, della popolazione, quindi il volerla mantenere viva, e l'impegno politico. Queste due cose soltanto possono far sì che una lingua non si estingua. Ogni 2 settimane nel mondo si estingue una lingua. Questo è un fatto gravissimo e questa giornata vuole anche un po' essere un piccolo aiuto affinché le lingue locali e regionali possano essere promosse e essere continuate ad usare. Ciro, prego. Intanto suggerirei a tutto di insegnarsi a piccirillo siciliano. Diteci non è dialetto, ma è lingua e ci dovremo insegnare e l'hanno a parlare tranquillamente, senza vergogna. Prima di dare la parola a Ciro, ricordo che questa conferenza, questo pomeriggio, per chi volesse lo può rivedere su internet nella pagina Facebook, appunto Accademia della Lingua Siciliana. Prego. Allora, si è detto che non bisogna fare politica nel senso di partiti, ma politica nel senso di difesa di un popolo sì.
Allora, io mi chiedo questo. Così come l'arte, che è il campo in cui io mi muovo, è la punta dell'iceberg, e questo purtroppo si capisce poco, viene usato poco per comprendere i fenomeni anche nella nostra terra. Dentro c'è una sostanza, cioè è qualcosa che rivela una sostanza, la lingua rivela una sostanza. Allora, io stasera, complimenti per il convegno, ho sentito delle espressioni bellissime, quelle da Gervino e del professore Costa, ma di tutti, scusate, mi riferisco in particolare ad alcune cose, perché invece poi nelle poesie ho sentito qualche cosa che può essere un freno, e vi chiedo questo se è così, per utilizzare bene la nostra lingua. In che senso? Noi non dobbiamo togliere dalla nostra lingua mafia, perché non è mai stato la nostra lingua, è una parola piemontese, è un tipo di delinquenza che ci è stato imposto, secondo alcuni storici, dai piemontesi nel 1861, e quindi non è nostra, per cui noi non dobbiamo fare mea culpa, perché sembra in alcune poesie che noi scriviamo, ma chiedo a voi, ripeto, che noi abbiamo una sorta di complesso di inferiorità, di senso di colpa, per cui dobbiamo liberarci da qualche cosa che è del nostro passato. Si è parlato di dominazioni, quella di adesso è dominazione, quella di prima non era dominazione, erano campi dinastici, per cui non è che sarà anche questo necessario per poter far emergere e vivere in modo migliore la nostra lingua siciliana? Grazie. Caterina, prego. Intanto ringrazio tutti gli intervenuti, grazie per essere così tanti, e volevo chiedere una cosa al nostro professor Giuseppe. A conclusione, ti prego, la poesia bellissima L'albero, che secondo me le radici rappresentano ognuno di noi, le radici siciliane. Grazie. Un'altra domanda, c'è una domanda per... Sì, se c'è qualcun altro, ecco. Buonasera, io sono Nicolò Lentini e volevo fare una domanda un po'. Io mi piace stare sui social, prima si parlava dei social, e pensavo, a me mi piacerebbe che un T9, che quando io scrivo in siciliano, mi corregge in siciliano. Il problema è che praticamente quando scrivo una parola in siciliano per mandare un messaggio, la dici in italiano. Quindi c'è sempre quel trattino rosso sotto che dice che è sbagliato. Perché con l'Accademia Siciliana non si riesce anche a entrare nei media e inserire il siciliano anche nel T9? Una proposta così. Sì, rispondo io in questo caso. Effettivamente è ciò che si deve fare anche in questo settore, e devo dire che ultimamente ci sono dei segnali positivi. Se voi su Facebook provate, quando c'è una frase strana, a chiedere la traduzione tra le lingue, da pochissimo tempo trovate anche il siciliano. Se su YouTube volete caricare un video, magari di una canzone, di uno dei numerosi gruppi, come diceva prima il professore Costa, anche moderni, che fanno rap, reggae, eccetera, in siciliano, potete mettere in che modalità è caricato, in che lingua è caricato, modalità lingua siciliana, da pochissimo, questo addirittura credo da circa un mesetto. Quindi qualcosa si sta muovendo, e noi come Accademia certamente non ci tireremo indietro per prestare ancora di più questi mezzi affinché il siciliano venga riconosciuto. E vi dico una cosa, stiamo lavorando assieme anche ad altre associazioni affinché possa esserci un browser in lingua siciliana, interamente in lingua siciliana. Quindi presto avremo la possibilità di installare nel nostro computer un browser per navigare su internet in lingua siciliana. Chiudiamo con l'intervento di Giuseppe Gervino. Abbiamo qualcun altro? Scusate, prego. E poi diamo la parola a Giuseppe per rispondere. No, ma io non volevo intervenire, però il filmato che ha fatto vedere il professor Alfonso mi ha un po' emozionato, perché io sono nato in Tunisia da una famiglia siciliana di Roccapalumba, ho vissuto alla Colette, ho
vissuto anche al Kef, a Sacchiezzi, sono nato al Kef, a Sacchiezzi Youssef, e la storia dell'emigrazione siciliana in Tunisia, perché io quella conosco, è una storia molto complessa, molto offesa, molto calpestata. Se non ci fosse Campisi, per esempio Pendola, questa storia probabilmente pochi la capirebbero e la conoscerebbero. La cosa che io volevo dire è questa. Quando mi è nata, brevemente lo dico, quando mi è nata la seconda figlia, il secondo figlio, una bambina, sono andato da mia madre e gli ho detto, parlando con mia madre mi ha detto: ma come la chiami questa figlia? E io gli ho detto Rosalia. E lei mi ha detto: ma come Rosalia? Dice: perché? E io gli ho detto come nanna. Dico questo perché io credo che il fatto che Dante abbia messo Giacomo Talentini nell'inferno la dice lunga sull'origine della lingua italiana, il ruolo che ha avuto la lingua siciliana, il ruolo che ha avuto la Sicilia. E come dire, la lingua siciliana diventerà veramente lingua quando politicamente si deciderà di rendere ufficiale nelle scuole questa lingua. Ma questo non deve valere solo per la lingua siciliana, questo deve valere per una lunga tradizione di dialetti. Io vengo da una provincia dove il veneto è fortemente parlato. Questa cosa va, come dire, senza nulla togliere alla lingua italiana, ma questa storia della lingua, io parlo della lingua siciliana perché quella conosco, ma è una storia di fatti, di modi di vita, di tradizioni, di cultura, di modi di parlare, di modi di vivere della gente. E questa cosa va difesa perché l'alternativa è una selvaggia globalizzazione che distrugge tutto e questo non lo possiamo accettare, secondo me. La parola a Peppe e poi terminiamo questo pomeriggio. Io ora spero di ricordarla a memoria, perché adesso è un po' di programma. Poi io non sono abituato, mi sento ingabbiato, quindi lo prendo in mano così. Mio fratello, lo giorno da mia nascita, mio padre, chiamava in campagna un arco assegnato per ringraziare insieme a mia madre la terra, un evento eccezionale. Quando è che poi cresceva, mi portavano davanti al teatro di Monico. A tipo un frate me lo presentava, la gioia che provava non me la dico. Vedesse, l'hai cresciuto come Mattia, perdendoci lo tempo, abbeverarlo. Se poi che cresci e l'uso frutto via, e lo torno ora figurato. E poi il giorno, appena che tornava, partia contento verso il suo carrozzo, col saponerio lei cercava un gatto d'acqua dello pozzo. E mi ricordo come ci parlava, contandoci le gioie, le tristezze, poi mi sentiva, aspettando che mi dava risposta a tutte quante le incertezze. E quando volte poi mi riparavo dell'acqua dello cielo che via, dove sono frutte dolci, mi saziava, all'ombra dello sole che cuciva. Crescendo poi la vita mi ci partiva. Sto frate lo faccio raramente, ogni volta, quando lo vedo ricordo più passato, dei momenti. Ma quando è la testa che mi svuota, mi fa reparo su tale soffronte, mi abbraccia, mi protegge, e ogni volta mi stai in silenzio e io mi rispondo. Grazie, buonasera a tutti. Grazie a tutti per la presenza, ci vediamo probabilmente a febbraio il 18, organizzeremo qualcosa in occasione della giornata del plurilinguismo.